Il 23 dicembre 2024 il TAR del Veneto ha annullato il piano di ampliamento dell'aeroporto Antonio Canova, il cosiddetto Master Plan 2030, evidenziandone tra l'altro carenze nella valutazione dell'impatto sulla salute pubblica. Il ricorso al TAR era stato presentato da Legambiente, Italia Nostra e dall'Associazione Riduzione Impatto Ambientale dell'aeroporto di Treviso, che ora chiedono piena esecuzione della sentenza attraverso una diffida inviata ai ministeri competenti, alla Regione Veneto, all'ENAC e alla società di gestione aeroportuale AR3. Qualche cosa bisognerà pur fare per difendere, come dire, la sicurezza, la salute e un minimo rispetto delle leggi. Il non rispondere o il far finta di niente perché si è potenti non è una bella immagine per la nostra provincia, che si vanta di essere un presidio di legalità, un presidio di rispetto della normativa. Sentenza alla mano, le associazioni chiedono all'aeroporto il rispetto del limite di 16.300 movimenti annui, finora abbondantemente superato. Nel 2024 il Canova ne ha registrati 21.685, saliti l'anno scorso a 23.757. Legambiente sottolinea anche un dato, risultato del monitoraggio delle acque del Sile nel tratto urbano in zona aeroporto. La presenza di inquinanti, PFOS in questo caso, quindi della famiglia dei PFAS, probabilmente legate proprio alle attività aeroportuali. Questo, ripeto, lo sostiene ARPAV nei suoi studi. Ma non solo il Sile passa accanto all'aeroporto. È stata fatta una greenway esattamente a fianco al sedime aeroportuale, punto di maggior rischio, sospingere famiglie, ignari pedalatori della domenica a respirare e a sfruttare una pista ciclabile che certamente non è salubre, non mi sembra un atto di grande consapevolezza.